Nella prima settimana dall'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso, la polizia ha eseguito 2 divieti di avvicinamento a carico di 2 stalkers e un allontanamento dalla casa familiare. Quest'ultimo caso ha coinvolto il commissariato di Chiavari. Gli investigatori hanno ricevuto la denuncia di una donna ultraottantenne relativa al marito di 70 anni. L'uomo, a causa della sua indole gelosa e prevaricatrice, si legge nella nota della polizia, ingiuriava e minacciava quotidianamente la consorte. In alcune occasioni la chiudeva in casa e durante banali discussioni è arrivato varie volte a schiaffeggiare la moglie. L'episodio più grave, riporta il commissariato, si è verificato nella seconda settimana di agosto, in cui, in seguito ad una lite e alla successiva aggressione, il marito le ha procurato ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il provvedimento restrittivo dell'allontanamento è scattato pochi giorni dopo la denuncia. I tempi rapidi dell'azione di polizia sono proprio una delle novità introdotte dal pacchetto di modifiche al codice penale apportate dalla legge a tutela delle vittime di violenza domestica e chiamato appunto Codice Rosso. Altri 2 casi si sono verificati negli ultimi giorni a Genova. Il primo ha riguardato una 53enne siciliana sposata dal 2016 con un 28enne straniero che a causa dei maltrattamenti subiti ha chiesto la separazione. L'uomo non ha accettato la decisione della moglie e ha provato a più riprese a convincerla a tornare sui suoi passi. Falliti tutti i tentativi, l'ha minacciata, spintonata e poi percossa. Fondamentale dunque l'intervento della polizia, così come nel secondo caso, relativo ad una 36enne che continuava a ricevere telefonate rabbiose dall'ex marito. L'uomo ha poi iniziato ad appostarsi sotto la casa di lei, la seguiva, le ha danneggiato lo scooter e così via. Dall'inizio del 2019 la polizia di Genova ha denunciato per stalking 21 soggetti, ne ha arrestati 5 in flagranza, oltre a 9 provvedimenti cautelari.